Buongiorno, possiamo cominciare? Mi sembra io non avevo evitato la figura di questo è già acceso. Ok, così? Buongiorno. Dalla Fiera di Verona una presentazione su un tema molto importante riguardante la gestione dell'agricoltura nelle condizioni di cambiamento climatico piuttosto rapido che stiamo affrontando negli ultimi anni e in particolare la gestione dell'acqua nelle zone costiere che sono particolarmente minacciate dall'innalzamento del medio mare e dall'aumento della salinità dei terreni conseguente a questo ed anche al cambiamento nella piovosità in queste zone. Ci siamo domandati in un'azienda di particolare pregio, che è l'azienda Vallavecchia di Veneto Agricoltura, cosa possiamo fare per mantenere l'agricoltura, la biodiversità naturale, la vita, l'economia in territori costieri così minacciati dal cambiamento climatico. E abbiamo proposto un progetto europeo, un LIFE, Custoria 2, che ha dato dei risultati che adesso vi sintetizzeremo e che ha anche portato alla luce delle soluzioni che sono diventate pratica ordinaria dell'azienda Vallavecchia. Oggi quello del progetto che è stato realizzato per la gran parte all'inizio 2012, 13, 14, 15, quindi prima metà del precedente decennio, sono diventati poi sempre di più pratica ordinaria e sono stati anche le strutture migliorate per rendere sempre più efficiente il sistema che è stato ideato una decina di anni fa. E Vallavecchia è un'azienda unica al mondo, direi, per una serie di motivazioni. È l'ultimo pezzo di costa nostra, ma dell'Alto Adriatico, che ancora è come la natura avrebbe voluto fossero le restanti. Senza alberghi davanti alla spiaggia, con le dune come la natura avrebbe voluto, quindi le diverse fasi dunali, le diverse strutture dunali che si formano man mano nel tempo in un'evoluzione continua. Sono delle zone, le dune, con un particolare pregio naturalistico che vengono preservate anche con altri progetti specifici da Veneto Agricoltura. L'azienda di fatto è un'isola, 800 ettari circa, la spiaggia davanti e le dune davanti. Fino a fine anni 60 l'isola era una laguna, l'acqua entrava ed usciva ed era coperta d'acqua per la grandissima parte dell'anno. Fine anni 60 è stata bonificata ed è iniziata un'evoluzione. A fine anni 60, inizio anni 70, di fatto è diventata un'azienda piatta, con reparti da 30 a 40 ettari, appezzamenti a scoline di larghezza circa 30 metri, lunghezza tra 300 e 500 metri, priva di alberi o di qualsiasi altri vegetazione naturale, perché era stata appena bonificata. Successivamente è stata oggetto, in un periodo in cui il denaro era più facile da ottenere, i DOCUP degli anni 90 hanno messo a disposizione per le regioni anche italiane notevoli risorse per la rinaturalizzazione. In questo caso qua non è proprio una vera rinaturalizzazione, nel senso che non è stato ricostituito quello che c'era prima c'era una laguna. Tuttavia è stato ricostruito qualcosa ancora di molto più complesso che non la laguna che c'era prima, ma queste risorse messe a disposizione, che idee hai per rinaturalizzare? E chi mi ha preceduto è stato bravo e ha avuto parecchie idee. Sono state costruite uno vicino all'altro diversi habitat.
che sono stati velocemente colonizzati dalla natura, quindi zone umide molto salate, zone umide mediamente salate con dei pozzi di acqua dolce che diminuivano la salinità media in queste aree umide, zone di gambericoltura particolarmente adatte ai limicoli, zone di fitodepurazione che servono per evitare e ridurre le quantità di nutrienti che escono dall'azienda, ma che a loro volta sono degli habitat molto importanti sia per specie animali sia per specie vegetali. Sono state fatte zone boscate con le piante nostre, dalla quercia all'acer, tutto quello che normalmente c'era nella nostra pianura. Sono state fatte delle siepi, una specie di agroforestazione di tipo naturalistico su parecchi reparti dell'azienda, per cui alla fine siamo arrivati ad avere, oltre alla pineta che costeggia l'azienda a sud verso il mare, che è una costruzione anche questa artificiale, pino domestica pino marittima risalente a metà degli anni 50, abbiamo 100 ettari di bosco, abbiamo 15 ettari di siepi se consideriamo l'incidenza delle piante, 70 ettari di zone umide, 9 ettari di aree di fitodepurazione. Di fatto l'azienda coltivata alla SAU è diventata circa 380 ettari, quindi un'azienda multifunzionale dove la biodiversità enorme che si è instaurata consente uno sfruttamento, fra virgolette, positivo, naturalistico molto, molto importante. Non si trovano, cercando in diversi modi, aziende che abbiano un'agricoltura così complessa, avanzata, con tanta natura compenetrata tutta all'interno. Grazie a queste caratteristiche delle dune che sono rimaste come la natura ha voluto verso il mare, grazie a tutto quello che è stato costruito negli anni, l'intera superficie di Valle Vecchia è stata riconosciuta Rete Natura 2000, quindi o ZPS, zona protezione speciale per gli uccelli, oppure SIC, sito di importanza comunitaria. Quasi tutta l'azienda, sono fuori solo alcune aree. Oggi quindi è diventata un'azienda particolarmente complessa, dall'elevatissima biodiversità, da un'elevata densità di biodiversità, elevata densità di biodiversità che non si riscontra da altre parti. Uno va nella Camargue, meravigliosa, ma trova lo stesso habitat per chilometri e chilometri. Qui invece uno fa 300 metri e trova un habitat completamente diverso da quello che aveva 300 metri prima. Questo perché sono stati artificialmente costruiti, però di fatto oggi sono habitat di parco horticolare pregio, l'uno vicino all'altro, che determina una situazione unica al mondo, una densità di biodiversità che non si riscontra da altre parti e che ci rende anche particolarmente responsabili di mantenerla e quindi di fare un'agricoltura che non minacci in nessun modo questo livello elevato di biodiversità. Tra insetti e anfibi e tantissimi altri gruppi, diciamo che abbiamo anche specie rare, ci sono moltissimi studi che sono stati fatti e che sono a disposizione per capire quanto elevata sia questa biodiversità. Tra i gruppi principali importanti ci sono gli uccelli, e Valle Vecchia, grazie a questi tanti habitat presenti, conserva all'interno, presenta all'interno nell'arco dell'anno oltre il 50% delle specie di volatili che ci sono nella lista nazionale. Quindi uno va a Valle Vecchia, si passa tutto l'anno a guardare quelli che migrano, quelli che sono stanziali, eccetera, e riesce a vedere, avendo una pazienza abbastanza elevata, il 50% delle specie che sono nella lista italiana degli uccelli. Tra questi gruppi ci sono le oche grigie, che sono il gruppo che caratterizza la ZPS di Valle Vecchia. Valle Vecchia ha una rotazione agraria, ovviamente noi facciamo agricoltura altamente sostenibile e la base dell'agricoltura sostenibile è certamente la rotazione. Abbiamo nella rotazione sempre delle superfici a frumento o comunque a cereali autunno-vermini che servono come aeroporto, pista di atterraggio per le oche che arrivano migranti. Quest'anno, per
esempio nei 2 reparti grandi che abbiamo lasciato, circa 70 ettari, e in alcune giornate si potevano avere fino a 1000 oche che giravano in gruppi meravigliosi, si alzano, si spostano, eccetera, e passano l'inverno, sembra con soddisfazione, a Valle Vecchia. Quindi l'agricoltura che programma se stessa per essere sostenibile ma anche produttiva, ma per consentire alla rete Natura 2000, cioè alla biodiversità e alle zone naturali di pregio, di fare il loro mestiere, di fare quello che sono vocate a fare senza interferire in modo negativo. Queste sono le 2 zone ZPS SIC di rete Natura 2000, e quindi dopo aver accertato questo particolare pregio dell'azienda ci siamo domandati: ma cosa serve oggi un'azienda così meravigliosa con tutta questa biodiversità, eccetera? E ci è sembrato che Valle Vecchia fosse un laboratorio a cielo aperto unico al mondo, che avevamo il dovere di valorizzare al massimo, ponendoci questa domanda: è possibile oggi fare agricoltura di qualità e reddito in sinergia con l'ambiente naturale in un contesto di cambiamento climatico? Quando si parla di tecnologia, di agricoltura molto avanzata, spesso per il cittadino medio la sensazione è qualcosa di non positivo. Ecco, invece abbiamo cercato di vedere come la tecnologia, e poi il mio collega Davide Misturini ve lo spiegherà ancora più nel dettaglio, come l'agricoltura molto avanzata in realtà sia assolutamente a favore di un rapporto positivo fra agricoltura e ambiente, cioè aiuti a ridurre gli impatti negativi dell'agricoltura sull'ambiente e addirittura possa essere utile ad aumentare la biodiversità. Quindi tecnologia che in realtà si esprime a favore del mantenimento della biodiversità e a favore della valorizzazione di un ambiente di particolare pregio naturalistico. E quindi tutte le sperimentazioni che ci sono a Valle Vecchia, moltissime, che potrete vedere nel nostro sito, il sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, hanno questo obiettivo. Dietro a quello che vedete sperimentato anche in modo molto specifico c'è la ricerca di trovare risposte molteplici a quella domanda generale. E tra questi progetti c'è il principale di mantenimento della biodiversità, che è il progetto Gustore 2, un LIFE che è stato premiato nel 2016-17 come Best LIFE dalla Comunità Europea per l'originalità e anche per la capacità di implementazione che è stata dimostrata, e che oggi, come vi dicevo, a differenza magari di tanti altri progetti, è ancora vivo, anzi si è evoluto ed è migliorato. Da cosa è nato questo progetto? Questo progetto è nato proprio per dire: come faccio io a mantenere la biodiversità in situazioni estive soprattutto di particolare siccità, di elevate temperature, dove anche le piante naturali vanno in crisi e quindi possono compromettere le caratteristiche degli habitat in cui sono inseriti? Come posso mantenere una qualità delle acque delle zone agricole e delle zone strettamente naturali in queste condizioni sempre più severe? Allora ci siamo domandati quali soluzioni ci sono prima di perdere tutto, e abbiamo cercato, ve la semplifico per risparmiare tempo, abbiamo pensato che tutto del cambiamento climatico è contro di noi tranne una cosa: l'aumento dell'intensità delle piogge. Allora, le temperature che aumentano sono contro di noi, la riduzione delle piogge sono contro di noi, l'innalzamento del medio mare è certamente molto contro di noi, quindi innalzamento del mare per il principio dei vasi comunicanti vuol dire che la falda del mare, il mare è a poche centinaia di metri, tende sempre a venire su e quindi tende sempre ad aumentare la salinità dei terreni. Allora cosa si può dire? È tutto contro tranne una cosa. Tenete presente, il dato di fatto di base è che non c'è acqua che arriva da monte, cioè è un'isola, è isolata, quindi l'unica acqua che noi possiamo sfruttare è l'acqua di pioggia. Punto. Allora
allora, se tutto c'è contro tranne forse questo aspetto, abbiamo pensato che un sistema che riuscisse a selezionare, quando piove intensamente, molto forte, quell'acqua che scorre sopra senza avere rapporti intimi col terreno e quindi arricchirsi di sali, io la prendo e la metto in un bacino, in questo modo riesco a stoccare dell'acqua di buona qualità, o perlomeno di qualità discreta, nel territorio dell'azienda, e riesco a sfruttarla sia per mantenere la natura sia per fare agricoltura di pregio. E allora abbiamo messo in piedi questo sistema. Adesso andiamo avanti. Abbiamo in sostanza creato una rete in cui le scoline portano l'acqua dei capofosso che hanno dei loro, adesso cerco di farveli anche vedere qui in modo molto veloce, ci sono dei capifosso, vediamo se riesco a farvene vedere. Allora, le freccette che sono blu vicino a una scolina indicano come l'acqua, dopo la pioggia forte, vada dentro la scolina. Dalla scolina va dentro il capofosso, dal capofosso va verso un canale principale, il canale Sbregavalle, che è quello principale che tenete bonifica. Siamo 2,5 metri sotto il mare in questa zona qui, quindi se l'acqua non viene sollevata non si produce niente, e non si fa niente, non solo non si produce niente. Quindi dalle scoline al capofosso riceve acqua da più scoline, quindi tende a alzarsi, l'acqua dall'alto va verso il basso, verso quindi il canale principale che raccoglie tutte le acque per mantenere asciutti la zona, dare un franco di coltivazione, di bonifica a tutta la zona. A un certo punto, prima di entrare nel canale, c'è una paratoia intelligente che si apre e si chiude a seconda di due informazioni, di due sonde che ci sono a monte, una di livello dell'acqua e una di salinità. Se la salinità è sotto la nostra soglia principale, che cerchiamo di mantenere a 3000 microsiemens al secondo, quando l'acqua è al di sotto di questo livello ed ha un livello tale da poter uscire bene, la paratoia automaticamente, c'è un cervello che continuamente controlla, esce e va nel canale. Tutte le chiavi che hanno questo sistema, quindi se una si apre, 3 che restano chiuse, un'altra che si apre e così via, in modo tale che alla fine nel bacino dove raccogliamo l'acqua, che ci sono le pompe, c'è un ulteriore controllo. Se siamo ancora sotto i 3000 e c'è un livello tale per cui le pompe possono partire, la pompa 1 150 litri al secondo parte, poi parte la pompa 2 altri 150 litri al secondo e l'acqua va dentro il bacino. In questo modo io riesco a stoccare 160.000 metri cubi di acqua di buona qualità. E questo bacino non è solo lo stoccaggio dell'acqua di buona qualità per la natura e per l'agricoltura, ma è anche un nuovo habitat. La cosa meravigliosa che ci è successa durante il periodo progettuale è che dopo il primo invaso con il sistema intelligente del bacino, circa 2 o 3 mesi dopo, autonomamente dei naturalisti che settimanalmente frequentano l'azienda hanno segnalato l'arrivo di specie nuove di acqua dolce. La natura già in circa 60 giorni aveva riconosciuto che c'era un habitat nuovo e ha subito cominciato a colonizzarlo. E quindi la tecnologia avanzata non solo è utile per i motivi che vi ho già illustrato, ma ha aumentato la biodiversità di Valle d'Aia, ha aumentato il pregio naturalistico dell'azienda perché ha aggiunto un nuovo habitat all'interno del bacino di Valle Vecchia, dell'azienda di Valle Vecchia. L'acqua qui viene stoccata, poi l'acqua c'è una condotta con un'altra pompa, con un filtro, con cose complesse che potete trovare tutte sempre nel sito, nella parte dedicata al progetto V-Story 2. C'è una condotta di 1800 metri, 350 mm in polietilene che porta l'acqua, ci sono gli idranti e quindi l'acqua viene usata per creare una falda dolce sopra l'acqua salata quando abbiamo bisogno di dare un beneficio a tutte le zone naturali, quindi si butta dentro, l'acqua dolce galleggia sull'acqua salata e si crea una falda sopra che aiuta anche zone lontane da dove ci sono i campi coltivati.
Questa che vedete è una chiavica automatizzata col suo pannello fotovoltaico e il motore e tutti gli automatismi che ci sono, quindi se li vedete capite perché. Tutto questo ha prodotto una serie di effetti ambientali, agronomici, faunistici, economici, che sono stati ovviamente valutati e di cui potete trovare ampia rendicontazione dentro i nostri documenti del sito anche di Veneto Agricoltura dedicati al progetto. Abbiamo visto come per esempio si possono fare colture articoli di elevatissima qualità, la doppia salinità abbastanza elevata dei terreni e dell'acqua, perché 3000 microsiemens al centimetro è comunque un'acqua di una certa salinità. La doppia salinità porta a fare produzioni di elevatissimo pregio che in tutti i panel test è stata riconosciuta migliore di qualsiasi altro prodotto che fosse dato in competizione. Ma alla fine questo è il bacino, lo vedete, è un habitat nuovo e se arrivate la mattina alle 5 in certe giornate lo trovate, non vedete l'acqua, vedete nero perché è pieno di uccelli che ci stanno, dopodiché durante la giornata si spostano, ma capite come sia un habitat molto ben gradito, molto gradito da molte specie. Quindi da quando il progetto è in funzione, da quando tutto il sistema è in funzione, il bacino è stato riempito molte volte e siamo riusciti a tenerlo fra 2.000 e 3.000 microsiemens, a volte siamo andati oltre perché le piogge non c'erano così, quando si ha fame diventiamo un po' meno delicati, quindi quando vediamo che non riusciamo, accettiamo 3.500, abbiamo accettato anche 4.000 e poi abbiamo provato a vedere se i risultati sono buoni lo stesso, con la microirrigazione di cui poi vi parlerà il dottor Misturini. Siamo riusciti a gestire, a fare irrigazione lo stesso, l'importante è mantenere l'acqua sempre bagnato, lo strato dove bagno, quindi siamo riusciti a sfruttare anche dell'acqua con certi valori abbastanza elevati di salinità superiori a quelli che trovate dedicati qui. A questo punto oggi non vi parliamo dei benefici ambientali, dei benefici economici, dei benefici naturalistici, eccetera, ma cerchiamo di concentrarci su un tema che è stato sviluppato post progetto, che è quello di come sfruttare quest'acqua preziosa, estremamente costosa anche perché tutto questo sistema non è gratis, costa soldi, manutenzioni, gestioni, cambio delle sonde, rotture di sentimenti piuttosto elevate, cioè quindi un impegno grosso, acqua di particolare pregio che può dare dei benefici enormi sia economici e soprattutto di mantenimento della biodiversità, della meravigliosa natura che è dentro e attorno Valle Vecchia. E quindi abbiamo pensato che essendo così preziosa tutto quello che la tecnologia oggi può dare per sfruttare al massimo, per non perdere quest'acqua e valorizzarla al massimo, dovesse essere realizzato a Valle Vecchia. Quindi abbiamo lavorato per fare l'irrigazione di precisione al meglio che oggi la tecnologia ci consente e abbiamo quindi fatto un lavoro progressivo per arrivare all'utilizzo migliore che oggi la tecnologia ci consente. E questo ve lo descriverà il dottor Davide Misturini, che è un meccatronico, il meccatronico più bravo del mondo, penso io, il quale si è dedicato a trovare soluzioni. Meccatronico, cosa vuol dire meccatronico? Vuol dire una figura professionale, un agronomo che però ha conoscenze anche ingegneristiche, conosce le macchine, conosce le tecnologie e quindi sapendo cosa serve con la sua sensibilità agronomica per fare bene la cultura, per coltivare bene, riesce anche a individuare le soluzioni tecnologiche più adatte a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Quindi è una figura che riassume in sé delle conoscenze agronomiche elevate e anche delle conoscenze tecnologiche e ingegneristiche di un certo livello. Mettendo insieme queste due cose si riescono a fare buoni lavori dando risposte adeguate alla domanda: può una tecnologia estremamente elevata, eccetera, eccetera, applicata in un terreno di così alto pregio, mantenere la biodiversità e consentire comunque redditi buoni alle aziende agricole? Ecco, il meccatronico ci aiuta a trovare queste risposte. Davide? Grazie mille della possibilità di poter anche parlare in questa occasione. Sì, appunto, quello che abbiamo cercato di fare, stiamo cercando di fare a Valle Vecchia è
sostanzialmente l'utilizzo di quest'acqua, di questo appunto sistema ben distribuito per la gestione dell'acqua, per ottimizzarlo e poterlo veramente rendere al meglio. Per far questo però abbiamo fatto prima un lavoro preventivo, quindi avevamo già il sistema dato dal progetto Gustor 2 e abbiamo deciso di implementare anche di implementare quella che è la conoscenza del terreno. Perché? Perché un sistema di questo tipo, super tecnologico, ci permette però di dover gestire anche come gestire l'acqua e dove mettere l'acqua nel modo giusto. Quindi ecco perché abbiamo deciso di capire, in accordo con il dottor Furlan, qual era la variabilità dei terreni a Valle Vecchia, perché ci troviamo veramente in una condizione che qualsiasi tecnico vorrebbe trovarsi, perché facendo pochi chilometri o spostandosi di pochi metri c'è una variabilità davvero incredibile. Questo frutto soprattutto della bonifica che è stata fatta negli anni 60, quindi c'è un ritorno vedete qui alle mie spalle sostanzialmente ci sono delle zone dove, qui ci troviamo appunto vicino al mare, abbiamo delle zone che via via che ci spostiamo c'è una variabilità talmente estrema e soprattutto ci sono dei vecchi canali che entrano all'interno della zona. Per far questo, per analizzare questo tipo di variabilità, abbiamo deciso di utilizzare una tecnologia innovativa che si chiama basata sui sistemi geoelettrici. Quindi questi sistemi geoelettrici sostanzialmente ci consentono di fare cosa? Di poter in maniera speditiva e veloce capire quelle che sono le caratteristiche dei suoli, utilizzando, voi direte che cosa? Un parametro che si chiama conducibilità elettrica apparente. Questo sistema, che è un sistema che nasce soprattutto in America o comunque proviene dagli Stati Uniti, sostanzialmente ha visto come in condizioni di variabilità del terreno il valore di conducibilità elettrica è molto basso se ci troviamo di fronte a un terreno più sabbioso e via via aumenta maggiormente presenza di argilla oppure di salinità, perché come vedremo qui a Valle Vecchia nelle zone molto saline abbiamo dei valori che vanno oltre i 100, quindi vuol dire veramente dei terreni molto carichi di sodio. Questo perché? Perché appunto grazie a questi sistemi, quindi vi dicevo appunto questi sistemi che sono conosciuti come EMI o comunque come sensori geoelettrici, che cosa succede? Mi permettono appunto con un sistema di questo tipo installato sul trattore di poter appunto girare, fare dei transetti all'interno del campo e poter appunto riuscire ad andare a capire quella che è la variabilità all'interno dei terreni. Quindi qui un esempio di un sensore che abbiamo utilizzato per poter appunto mappare il terreno. Vi direte ma perché utilizzare un sensore di questo tipo e come fate un sensore geoelettrico? Un sensore geoelettrico oppure georadar o comunque un sensore che registra la conducibilità elettrica o la resistività apparente, che è uno il contrario dell'altro, ci permette di fare questo, di fare passare appunto con questo sistema e avere una fonte che emette, come vedete qui, un campo elettromagnetico e dei riceventi, quindi dei ripetitori che mi permettono di capire qual è il ritorno del terreno. Quindi più alto il valore, più, se sto parlando di conducibilità elettrica, ho un terreno argilloso o salino, se ho un valore basso posso avere un terreno più sabbioso. Quindi anche qui dipende molto da quella che è la caratteristica del terreno o la risposta del terreno. Però ci tengo sempre a comunque sottolineare che un valore di conducibilità elettrica non permette direttamente di capire se un terreno è sabbioso o argilloso, ma permette di capire dove sono le zone e quindi in quelle zone andare a indagare poi quella che è effettivamente la variabilità con delle analisi del terreno. Quindi vi faccio vedere un video giusto per farvi capire come si svolge un rilievo. E quindi sostanzialmente dovete immaginare come questo sistema viene montato su un quad oppure su un mezzo e vanno fatte appunto delle linee o distanti dai 10 ai 20 metri per probabilmente non funziona il video probabilmente nel cambio, ma non c'è problema, e ci permette appunto di capire quelle che sono le zone e su queste zone poi andare a fare dei lavori di geostatistica per capire effettivamente, per poter spazializzare su tutta l'azienda
quelli che sono i risultati ottenuti. Quello che vedete alle mie spalle è praticamente la risposta che abbiamo avuto dal sensore e che ci permette di capire, per esempio, le zone rosse sono le zone che sono molto saline, quindi sono delle zone che hanno della conducibilità elettrica apparente oltre 200. Quindi sostanzialmente ci vanno a confermare quello che noi vediamo in campo, perché se anche noi prendiamo per esempio un'immagine di Google Maps, vediamo che queste zone qui, che sono le zone più diciamo saline, hanno un effetto soprattutto sulla coltivazione, perché se andiamo poi a vedere le mappe di resa che abbiamo appunto decennali in questa azienda, vediamo che in quelle zone sono le zone che effettivamente hanno sempre avuto problemi o hanno problemi di salinità e non producono, quindi ci permettono anche di implementare non solo ragionamenti di irrigazione di precisione ma anche di agricoltura di precisione. Perché? Perché possiamo dire ok, in quelle zone dove sicuramente c'è salinità è meglio non coltivare, non utilizzare input perché sarebbero sprecati, quindi questo ci permette appunto anche qui a Valle Vecchia di implementare non solo l'agricoltura di precisione, l'irrigazione di precisione ma anche l'agricoltura di precisione. Però tornando a quello che è il tema oggi di questa riunione, appunto l'irrigazione di precisione, perché un sistema di questo tipo mi diventa importante conoscere la variabilità? Perché mi consente appunto di capire quelle che sono le zone omogenee della mia azienda e mi permettono di capire, di creare, per esempio questa che vedete alle mie spalle è una mappa dei suoli, quindi una mappa delle caratteristiche chimico-fisiche ma soprattutto di tipologia di suolo che abbiamo in questa azienda. Vediamo come la parte costiera tende a essere una zona più sabbiosa e la parte più diciamo a monte è una parte più francolimosa o argillosa. Quindi in funzione di questo, in funzione del rilievo che ho appunto fatto con il sensore geoelettrico e l'analisi del terreno, mi permette di capire effettivamente dove sono le mie zone e poter poi, come vediamo dopo, inserire per esempio delle sonde puntuali per capire l'evoluzione delle varie zone e capire poi come implementare l'irrigazione di precisione. Quindi fattore importante che io tendo sempre a sottolineare è che la conoscenza del suolo mi permette di poter implementare quelle che sono le caratteristiche e la gestione dell'irrigazione. Quindi questa è secondo me la parte fondamentale, capire il suolo e capire poi effettivamente come il suolo ragiona e si muove, perché appunto la cultura sta nel suolo e quindi la gestione del suolo è importantissima. Parlando poi di quello che effettivamente si fa a Valle Vecchia, il dottor Furlan vi ha introdotto quello che è appunto il progetto VStore, ma quello che io tendo sempre a dire, l'eredità che ci dà quel progetto è un sistema unico nel suo genere e soprattutto nella zona dove ci troviamo a Valle Vecchia, che ci permette di, per esempio nelle condizioni di siccità, di poter irrigare con un'acqua, sì, voi direte, probabilmente non buona, perché quando siamo oltre 3000 millisiemens sicuramente non è un'acqua buona, però gestita con la microirrigazione, e vi farò vedere alcuni esempi, ci permette di poter coltivare, ci permette di poter comunque non avere un impatto negativo su quella che è la produttività del mais per esempio, o della soia. Però mi piace farvi capire anche quello che è il sistema, quindi sostanzialmente vedete come abbiamo un bacino centrale, come diceva prima il dottor Furlan, delle condotte, dei canali che riportano l'acqua a seconda delle caratteristiche al bacino, e delle condotte sotterranee che ci permettono appunto di poter distribuire l'acqua su tutti gli appezzamenti che possono essere irrigati. Per farvi capire oggettivamente che cosa c'è in questa zona, trovate per esempio nelle punte dove c'è il bacino delle elettropompe e un sistema filtrante che ci permette appunto di purificare l'acqua e renderlo idoneo per poter appunto fare la microirrigazione e la subirrigazione. Abbiamo nella parte centrale dei vari reparti degli idranti per poter appunto collegare il sistema di irrigazione, e a seconda della tipologia di gestione che abbiamo, perché noi appunto per poter gestire l'acqua e poter anche sfruttare la potenzialità dell'acqua che abbiamo due sistemi che stiamo utilizzando oggi a Valle Vecchia. Quello della microirrigazione, quindi con ala gocciolante superficiale, quindi abbiamo l'idrante, quindi l'acqua arriva all'idrante, abbiamo un'idrovalvola che riduce la pressione in entrata da 3 bar e mezzo a 1 bar e mezzo, a un bar, per far funzionare appunto le ali gocciolanti, e l'ala gocciolante superficiale che ci permette appunto di irrigare, vedete, la zona limitrofa alla cultura, in questo caso il mais, ma lo usiamo anche per la soia. L'altra
gestione che abbiamo appunto per sfruttare l'acqua è la subirrigazione. Abbiamo appunto a Valle Vecchia un reparto, abbiamo 2 appezzamenti di circa 3,5 ettari gestiti con un'ala gocciolante interrata, quindi la cosiddetta subirrigazione a 30 cm. Quindi abbiamo un sistema che prende l'acqua a 3,5 bar, la riduce a 1 bar e quindi ci permette di poter utilizzare questo sistema di irrigazione sotterranea che ci permette appunto di gestire al meglio quello che è anche la salinità dell'acqua, perché possiamo regolare i tempi di accensione e spegnimento per poter gestire poi anche quella che è l'espansione dell'acqua all'interno del terreno, appunto per poter appunto gestire la capillarità dell'acqua che si muove nel terreno. Quindi diventa importante appunto gestire l'acqua, essendo poca deve essere gestita nella maniera migliore. Voi direte, ma come si fa a gestire l'acqua se non so come fare o come gestirla o come capire quando è il tempo di irrigare? Abbiamo implementato nel corso della scorsa stagione dei sistemi di monitoraggio di precisione, quindi dei sistemi basati su delle sonde multilivello, quindi in questo caso ne vedete una qui, che hanno dei sistemi che ci permettono di conoscere l'idratazione del suolo, la temperatura e la salinità a diverse profondità, in questo caso fino a 60 cm, con degli step ogni 10 cm, e soprattutto la gestione da remoto. Quindi possiamo appunto avere queste sonde installate al suolo, quindi vicino alla gocciolante, e questo sistema che vedete qui manda i dati direttamente a un server cloud e noi possiamo tranquillamente vedere ogni minuto o comunque ogni quarto d'ora il dato che arriva. Questo dato viene generato e vengono creati dei grafici che quindi ci permettono di poter capire. La cosa fondamentale è l'evoluzione dell'idratazione, quindi si vede un po' in piccolo, scusate, ma dovevo cercare di mettere tante cose. Vedete comunque lo stato di idratazione, quindi il terreno secco, arriva l'irrigazione e appunto la curva si alza perché tutti i livelli si alzano. E la cosa importante che mi permetto di sottolineare in questo caso è il fatto che l'irrigazione, anche con un'acqua che ha 3500 millisiemens, se gestita bene, mi permette appunto di, vedete qui è la salinità del mio suolo, che in questo caso era circa 8000, cade perché è un'irrigazione che arriva fino a 40 cm e mi permette appunto nei primi centimetri di far tornare la salinità ai livelli normali, e quindi la gestione dell'irrigazione mi permette appunto di far sì che questa curva rimanga sempre nel livello ottimale, e quindi la gestione va fatta appunto con questi sistemi per poter mantenere la conducibilità elettrica del terreno sempre nello status ottimale, anche con un'acqua sicuramente non buona. Quindi la parte dei sistemi, le sonde, queste sonde permettono appunto di fare questo tipo di gestione, quindi sono fondamentali per fare questo tipo di attività. La stessa cosa ve la volevo far vedere per quanto riguarda la soia, perché appunto anche qui abbiamo fatto una prova sull'irrigazione della soia a ratio variabile, quindi con una gestione di queste sonde. Vedete come lo status di idratazione del suolo era molto basso, arriva l'irrigazione, quindi vedete anche, potete calcolare quella che è la caduta, quindi fino a dove può arrivare l'acqua, aumenta la capacità di campo e quindi lì si mantiene. Quindi poi magari arrivano delle piogge, quindi continua a mantenersi e quindi mi permette di poter tenere la mia cultura sempre alla giusta idratazione. Quindi secondo noi, e per concludere, il fatto è che in un contesto di gestione idrica razionale, e soprattutto per poter far sì che l'acqua, anche in questo caso un'acqua che potrebbe essere considerata non così buona, da gestione attraverso la mappatura dei suoli, quindi l'analisi dei terreni, e la gestione con dei sistemi elettronici, sonde del terreno, ci permettono davvero di riuscire a coltivare e poter essere comunque ad avere una buona redditività. Quindi questo era un po' quello che vi volevamo far capire appunto del sistema che utilizziamo a Valle Vecchia, di quello che si può appunto essere utilizzato in altre realtà. Io vi ringrazio, vi ringraziamo dell'attenzione. Se avete qualche domanda cerchiamo di rispondere, insomma. Intanto vi ringrazio dell'attenzione, insomma. Domande? Siamo stati troppo esaustivi. Ok, io vi ringrazio anche a nome del dottor Furlan dell'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento e una buona giornata. Grazie a tutti.